Oggi si celebra San Francesco Saverio. Il nome Francesco è di provenienza germanica e significa appartenente al popolo dei Franchi, mentre Saverio deriva dal basco Javier, che vuol dire casa nuova. Il 3 dicembre si celebra la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. La giornata viene proclamata nel 1981 e dopo decenni di lavoro delle Nazioni Unite, nel 2006 viene adottata la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità per ribadire i principi di uguaglianza e partecipazione alla sfera sociale, politica ed economica, al fine di garantire pari opportunità e assenza di discriminazioni. Anche l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile pone l'attenzione su questo tema, mirando ad un rafforzamento dei servizi sanitari nazionali. Un semplice augurio di Natale, Merry Christmas, è il contenuto del primo SMS inviato nella storia, il 3 dicembre del 1992. Negli stessi anni si diffonde la consuetudine di utilizzare il termine SMS, dall'acronimo Short Message Service. Secondo uno studio, nel 2020 si è raggiunta la media di 100 miliardi di messaggi inviati ogni giorno. Ma sapete cosa sono le smart road? Stiamo parlando delle strade intelligenti, dotate di sensori e di dispositivi in grado di rilevare la presenza di pericoli e di segnalarli in anticipo all'autovettura. Queste tecnologie permetterebbero di far risparmiare circa 1,5 tonnellate di CO2 per ogni ora di circolazione in circa 10 km di percorso. Buongiorno ai 12. Oggi la luna in Toro sembrerà abbastanza quieta, fino a quando in serata non si congiungerà Urano e si scatenerà contro Venere. Cosa succede in serata in amore? Beh, forse è il caso di discutere un po'. Ariete, per voi oggi è una giornata più che altro versata sul pratico. Poco vi importano le scaramucce tra Luna e Venere, poiché siete alla distanza giusta per esserne esenti e per quindi ottenere e godere del vostro rapporto, che deve essere assolutamente esentato da ogni turbamento esterno. Toro, per voi sarà importante proprio questo senso di protezione che avvolge il vostro sentimento, proprio perché la luna ora in serata lo sentiranno un po' attaccato, un po' distante, un po' lasciata al caso. È una cosa che vi potrebbe abbastanza infastidire. Gemelli, per voi oggi la luna tende a tramare un po' delle storie di fascino e di seduzione inaspettate. Ebbene, cosa accade nello zodiaco? Accade che voi gemelli sarete sorpresi da un incontro inaspettato, da un colpo di fulmine tanto atteso e finalmente arrivato. Cancro, oggi è la vostra luna protagonista in serata, si congiungerà a Urano e dichiarerà guerra a Venere. Oggi è proprio una rivoluzione, perché voi tendete a mettere l'amore prima di tutto. Il partner magari vi suggerisce che ci sono delle responsabilità pratiche che forse dovreste meno romanticamente considerare. Leone, per voi oggi la luna è veramente fastidiosa, molto probabilmente vi potrà capitare qualche imprevisto oppure una difficoltà procedurale in qualcosa. Chiedete a un amico, sicuramente troverete comunque l'aiuto giusto per risolvere la situazione. Sole, Marte e Venere sono dalla vostra parte. Vergine, per voi oggi la luna porta novità, porta comunque uno sblocco da una serie di stasi che tanto aspettavate. L'inizio di un qualcosa di bello, anticipato peraltro, accade qualcosa di imprevisto che risulta molto positivo. Bilancia, per voi oggi è una giornata un po' complessa, proprio perché dovete stare attenti a portare a casa dei risultati importanti su una transizione, un discorso molto
delicato, quindi gestitevi bene e con diplomazia, ma in questo siete sovrani, contrastati nello zodiaco, però senza esagerare, attenetevi al presente. Il futuro, la lunga scadenza o il progetto a lungo termine, discutetela un po' più in là. Scorpione, per voi oggi è una giornata un po' complessa, proprio perché la Luna prima si opporrà a Mercurio nei vostri gradi, suggerendovi di non dire troppo. In serata invece ci sarà qualche imprevisto dettato da una Luna che congiunta a Urano si oppone alla parte finale dei vostri gradi. Attenzione, sarete molto suscettibili, Sagittario. Per voi oggi è una giornata che scorre un po' energicamente come sempre, è in serata che potrebbe esserci qualche variazione, proprio perché la Luna toccando Urano si opporrà a Venere che è nei vostri gradi. Intanto Sole e Marte continuano la loro lotta per farvi ottenere qualcosa di importante da qualche referente lavorativo. Capricorno. Oggi ci sono meno fastidi da parte di Marte, ma ancora si aspettano un po' i risvolti in serata di una Luna che si congiunge a Urano e che vi regala delle sorprese, soprattutto a quelli della terza decade. Acquario, per voi oggi la Luna è veramente urticante e fastidiosa, proprio l'umore non risale, soprattutto in serata ci potrebbe essere qualche malinteso, quindi evitate assolutamente di discutere animatamente di cose per cui poi vi infervorate. Pesci. Straordinario come gli aspetti variano da segno a segno, lo stesso aspetto può avere molti significati e per voi ne è uno ottimo, eccellente. Sta arrivando una svolta, una sorpresa, una strada nuova che vi rende felici ed entusiasti sia nel lavoro che in amore. Il 3 dicembre 1967 il chirurgo sudafricano Christiaan Barnard effettua il primo trapianto di cuore su un essere umano. A Città del Capo un 55enne riceve il cuore di una giovane donna, vittima di un incidente stradale. Il trapianto va a buon fine, ma l'uomo vivrà soltanto 17 giorni a causa del rigetto verso l'organo estraneo. Il primo trapianto cardiaco in Italia viene effettuato nel 1985. Se riesci a scappare da un pericolo, anche metaforico, per il rotto della cuffia, in inglese scappi by the skin of your teeth, letteralmente per la pelle dei denti. Anche se questa traduzione può sembrare strana, riflettendoci meglio corrisponde al nostro modo di dire per un pelo. Il matto di oggi è il re di Francia Carlo VI di Valois. Ereditato il trono all'età di 11 anni, manifestò presto i suoi disturbi, aggressività, amnesie e manie persecutorie. Credeva infatti che l'intera famiglia attentasse alla sua vita. Nessuno osò spodestarlo, tanto era amato dai suoi sudditi. Convinto di essere fragile, indossava corsetti e si avvolgeva in coperte per evitare di frantumarsi. Ci salutiamo con la frase del giorno. Arrendersi non significa sempre essere deboli, a volte significa essere forti abbastanza da lasciar perdere. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Io vi rinnovo l'appuntamento a domani e mi raccomando, vi aspetto sempre qui su questi schermi. Buona giornata dalla vostra Martina.